Eccoci qua cari amici, ma soprattutto appassionati di veicoli, ferri vecchi. Guardate un po' chi abbiamo qua. Eccoci qua carissime amiche, carissimi amici del canale. Oggi facciamo un viaggio affascinante nel mondo vintage, ma prima Marvin e Luca il contadino che è con noi, permettetemi di ringraziare con tutto il cuore il nostro carissimo Gianni. Di cosa Marvin? Historic Club di Schio, lo ringraziamo di cuore perché credetemi ci ha fatto un regalo fantastico. Intanto Marvin, se permetti, vieni su di me, vorrei ringraziarlo perché siamo andati a vedere un piccolo archivio della Dalla Via, veramente fantastico, un viaggio nel passato. Ma qua caro Renato i nostri amici aspettano la polpa, partiremo adesso con il bellissimo autocarro. Preparati perché Gianni ha una sorpresa fantastica Marvin, e come dico sempre allacciate le cinture sul divano perché credetemi ragazzo adesso si trema. Fammi partire Renato. Guarda Marvin, guarda, gustati. Eccoci qua cari amici, come vi abbiamo annunciato, ma soprattutto partiamo con il pezzo forte che piace a me, Poi gusteremo anche questa bellissima auto, ma soprattutto ragazzi guardate un po' qua cosa abbiamo, caro Renato. Abbiamo uno splendido autocarro conservato, marchio M, e ti invito qua, vieni qua. Abbiamo qua il nostro amico Gianni che lo invitiamo. Lo invitiamo e ti lasciamo la parola. Intanto ti ringraziamo veramente di cuore perché sono emozioni uniche quelle che ci regali. Ecco qua Gianni, dai, raccontaci un po'. A tutti gli amici del canale. Sì, questo è l'ultimo ritrovamento, è un camion particolare, oltretutto ne hanno fatti non decine, non centinaia, ma probabilmente migliaia di pezzi. La particolarità è che è un 4x4 benzina nato per i vigili del fuoco di Asiago ed è stato per 25 anni in zona Valdagno abbandonato sotto una barchessa, e nel 2021 l'ho recuperato e solamente un mese fa è venuto qui, fa parte della nostra collezione. Importante è il suo numero di telaio perché risulta sia dalla etichetta e dalla punzonatura sul telaio essere il telaio numero 00001. Pazzesco Marvin! È veramente un bel colpaccio questo numero di telaio 0001. Motore benzina, 4 cilindri, 3770 di cilindrata, 52-54 cavalli, ecco, funzionante, e giustamente adesso è da gestirci tempo, denaro e portarlo, comunque tenerlo conservato ma portarlo in efficienza e magari anche in strada. Ecco qua, come vedete le porte controvento. Aspetta un attimo che ce lo gustiamo qua. Ecco qua la chiusura, guardate un po', un bellissimo conservato. Saluto un po' tutti gli amici appassionati del marchio M. Saluto soprattutto l'amico Matteo da Cantù e insomma ci godiamo questo leoncino che abbiamo detto appunto che di che anno è questo? È un 53. 53, È un modello BT, Bologna-Torino. Eccolo qua. Leoncino BT. Modello 53, ti spaventa sistemare tutto qua Gianni, i pezzi ci sono? Bisogna crederci come tutte le cose, non lo devi fare per passione. Lo fai solo per passione. Ecco qua, appassionati qua di vecchi camion, qua abbiamo qua Renato che si guarda. Passione, ragazze e ragazzi, passione, come dice il Marvin, guardate e gustate. Cosa ci regala Gianni? Il vero vintage, il profumo, tocca Marvin con le tue mani. Comunque come autocarro mi sembra anche, dai, è robusto, lo vedo, non lo vedo proprio in cattive condizioni, certo va risanato un po' sulle parti. Va ripreso, però insomma abbiamo visto molto ma molto di peggio, ecco. Sì. Guardate qua ragazzi, il suo motore è un bel 4 cilindri qua. Di coccole, di cure e di passione. Ecco qua, purtroppo non possiamo darvi intanto l'emozione di sentirlo, però insomma
ci auguriamo che in futuro lo potremo sentire, o no Gianni? Avrete l'occasione per ritornare. Ecco qua, Luca, fammi sotto qua, vediamo un po' qua il suo motore originale. La diretta come piace a noi, Marvin? Più o meno quanti chilometri ha Gianni questo? Non lo sai questo? Non posso guardare, Marvin. Ecco qua ragazzi. Beh, per essere anche dei vigili del fuoco non penso che abbia mai esatto, chilometri. Fate lì Luca il contadino, Luca controlla intanto che io faccio così un tour qua dietro, eccolo qua, autocarro dei vigili del fuoco. 4x4. 4x4, cioè non... E a te è sempre piaciuto questo modello? Sì, gli UM mi hanno stregato da qualche anno. Ecco qua, insomma, però insomma, ti ripeto, abbiamo visto di peggio e chiaro, anche risanare un autocarro così, insomma, qualcosina esce, ecco, qualche risorsa deve uscire, però lo vuoi risanare completamente o lo vuoi lasciare conservato? Conservato. Che parli, ecco qua. Deve parlare, deve mostrare storia, passione e fatica che ha fatto. Conservato, allora lo lascio. Bravo Gianni, bellissime parole, è queste che vogliamo ascoltare, ringraziamo Gianni. Conservato come piace a te, Marvin. Esatto. Un po' più di 96.000 km. Ecco qua, questo è un po' il retro. Perché Marvin ha sempre battagliato per il conservato, una battaglia di Marvin e piace a Marvin proprio. Ecco qua, credete. Conservato e insomma... Ci sono ancora le stecche delle centine? Sì, infatti, guardavo. Per essere montato. Ecco qua, mamma mia Marvin, veicolo veramente fantastico, e veicolo unico, ricordiamo il numero di telaio. Eccolo qua, appassionati qua del marchio M, guardate qua questo bel 4x4. Marvin che si piega, speriamo che ritorni in piedi Marvin, Ecco qua. L'età avanza anche per te, purtroppo. Qualche acciacco, ma Marvin lotta sempre. Sempre a lottare. Come dico sempre, la corsa contro il tempo, dobbiamo portare a casa più tracce di storie che si può, finché appunto la mia salute regge. Ecco, guarda qua Luca, fammi questo particolare, spettacolo, guarda qua. Mamma mia, guardate e gustate, ecco guardate. Qua. Ganso traino qua. E insomma Gianni qua è un mezzo di veramente particolare, molto bello, ragazzi, veramente particolare, ma insomma sicuramente dovrebbe essere un prima serie, penso, primissima, sì, primissima proprio, guarda. Ecco qua ragazzi, appassionati di autocarri. E niente, spero al più presto nel tempo. Ti vedo un po' emozionato anche te, davanti a un veicolo del genere, credetemi, un inchino veramente fantastico. Questi dettagli li hai recuperati, Gianni? C'è solamente una parabola che ho recuperato e adesso manca la cornice, bisogna farla fare. Queste sono state applicate nel 59 perché probabilmente o montava le frecce a bacchetta. Poi sono state applicate anche le tartarughe come regolamento dal 59 in poi, però diciamo che c'è adesso bisogno di coccole e sento che sta parlando, salvatemi. Queste gomme quanti anni avranno? Mi incuriosisce parecchio. Sicuramente per il primo equipaggiamento. Per passare la revisione sicuramente il cambio gomme qua ci deve... Non penso chiudere un occhio, sai qua. Esatto, conservate. Veramente mi incuriosisce molto Marvin, se sei andato vicino sulle gomme. Le gomme sì. Le gomme chiaramente si vede che insomma hanno la sua usura, ecco. Infatti conservato, però chiaramente le gomme... Anche per la sicurezza. Esatto, sicuramente c'è da fare veramente qua. Però un viaggio veramente nel tempo, Marvin, ci stai facendo fare. È uno spettacolo. Io lo sai che mi muovo per gli appassionati, anche a Gianni piace che dico giusto. È stato bellissimo che Gianni ti ha cercato, è stato qualcosa veramente fantastico e come ti ha accolto, e lo ringraziamo veramente di cuore, perché è stato bellissimo, guarda. Credete. Ecco qua, adesso vi abbiamo fatto vedere questa traccia di ferro vecchio e comunque adesso abbiamo altre chicche. E noi le tocchiamo con le nostre mani, Marvin. Ecco qua, appassionati qua di vecchi camion. Niente, dai. E vai all'interno anche. Guardate un po', Luca il contadino, cosa ci controlli qua? La data. La data delle gomme?
Guardate qua Luca, il contadino di Roveredo. Esperto Luca. No, gli piace queste cose. Ecco. E ormai qua. Ci vai. Spettacolo qua. Bel conservato effettivamente, molto bello. Ecco qua. Gianni, ti faccio i complimenti, dai, Complimenti qua al bravo Gianni, insomma, Renato vai a... che mi sta col microfono in mano tutto il giorno, lo sai che... Per il nostro amico funziona il microfono. Mi senti Marvin? Sì. È la diretta, funziona. Ecco qua. Credetemi, ci ha fatto il regalo, Bello, ci sta facendo bello. dei regali Gianni veramente spettacolari. Ecco qua. Grazie Gianni. Grazie a voi. E viva la passione per i camion d'epoca. Saluto l'amico Max, Demis e tutti gli amici che seguono il canale, Angelo Carucci soprattutto. I gomi sono Pirelli. Ecco qua. E niente ragazzi, appassionati. Adesso andiamo su quest'auto fra poco. Ciao a tutti. Pirelli, Marvin.